Ben ritrovati dalla redazione. Non ce l'ha fatta la 55enne triestina coinvolta nell'incidente in scooter di ieri mattina in costiera. La signora, travolta da una moto nei pressi dell'incrocio con i filtri, è deceduta poco dopo in ospedale. Si chiamava Raffaella Sabadin. Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin da subito, anche se i sanitari del 118 erano riusciti comunque a rianimarla. La ferita è stata trasportata con l'elio di soccorso a Cattinara. La situazione era disperata. Poi il drammatico epilogo: la donna è spirata alle 16:35 nel letto del reparto di rianimazione dove era ricoverata. Si è schiantato al suolo dopo essersi lanciato dalla cima del monte Mezza sopra Ospedaletto in Bassa Valsugana in Trentino. Ha perso la vita così un base jumper di 43 anni, Giacomo Zamparo, originario di Lucinico ma residente ad Ala in provincia di Trento, dove si era trasferito. L'uomo era salito sul monte assieme alla compagna che lo aveva accompagnato fino a 300 metri dal decollo. Dopo il salto sarebbe dovuto atterrare ad Ospedaletto, dove però non è mai arrivato. Uno scontro tra una moto e un camper si è verificato ieri pomeriggio all'incrocio tra Viale Campelisi e via San Marco a Trieste. È rimasto ferito, anche se non gravemente, il quarantenne in sella alla moto. Giunta sul posto insieme ai sanitari del 118, la polizia locale, i vigili del fuoco. Importanti i disagi al traffico. I tanto chiacchierati cassonetti intelligenti per l'indifferenziata appena posizionati in altipiano e parte del centro, almeno per il momento, non verranno più collocati nel resto della città. I bidoni resteranno per ora confinati nella prima, seconda e quarta circoscrizione, sebbene anche su quest'ultima, che comprende Cittanuova, Barriera Nuova, San Vito e Civitavecchia, la Giunta starebbe valutando la possibilità di rimodulare il progetto PNRR. Anche l'attivazione delle tessere per i contenitori già installati potrebbe subire uno slittamento non più da fine anno bensì da marzo. La proposta insomma non ha convinto del tutto il centrodestra. Anche per questo motivo l'assessore alla pianificazione territoriale Michele Babudere a Cegas, APS AMGA hanno convenuto di non allargarsi oltre la sperimentazione, limitando intanto la posa dei cassonetti alle sole zone dove l'operazione era di fatto già stata avallata dalla Giunta stessa nel 2021. Sport calcio: dopo la vittoria a Lumezzane, la Triestina batte l'Arzignano al Rocco per 2-1, la seconda vittoria consecutiva della squadra di Marino. Dopo il primo gol di Milillo al 29esimo, Vertainen rimonta al 51esimo e al 73esimo, portando i rosso allabardati al successo. Oggi si attendono le decisioni della società per la nomina del presidente e del nuovo CDA. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Fino al mattino cielo in prevalenza variabile, peggioramento dal pomeriggio con cielo nuvoloso, rovesci e temporali sparsi probabili su tutta la regione. Sulla costa, specie occidentale, in quota sulla zona montana, vento moderato da sud. Temperature minime in pianura fra 14 e 18 e sulla costa fra 17 e 20 gradi, le massime in pianura fra 24 e 27 gradi, così come sulla costa. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.